Parliamo di arbitri, lo sapevate? In Veneto ci sono i migliori arbitri d'Italia, ma andiamo a capire meglio come è stato possibile e come in numeri si traduce questa leadership. Dopo tanti anni di sacrifici, grazie al supporto del Comitato regionale e ai comitati provinciali che ci stanno dando una mano incredibile, i miei collaboratori e i fiduciari provinciali, perché se questo risultato che io ho dichiarato qui in sala è stato raggiunto è un merito un po' di tutti quanti noi, perché il Veneto è l'unica regione che per quanto riguarda il settore arbitrale lavora di squadra, e la nostra squadra ci ha portato a quel punto da veramente siamo diventati i numero uno sia in termini numerici che in termini anche di qualità. La qualità è riconosciuta non solo dalle nostre società venete, ma anche a livello nazionale. I nostri arbitri quest'anno sono stati presenti in tutte le manifestazioni finali nazionali giovanili, play-off, play-out e quant'altro, per non parlare poi dei nostri 9 arbitri di Serie A che quest'anno hanno sbaragliato il campo veramente. Non dimentichiamoci che il settore arbitrale è fondamentale sia per giocare, nel vero senso della parola, sia per permettere al movimento sportivo di crescere. E loro, gli arbitri, rimangono comunque dei semi-volontari, perché è sicuramente per passione che si decide di intraprendere questa carriera. Forse qualche volta hanno qualche pacca, come si dice, sulle spalle e qualche povero rimborso di automobile, però lo fanno per la passione che hanno verso lo sport. Io dico che anche lo sport sta in piedi perché c'è questo mondo di volontari. Nel Veneto ne abbiamo 100.000 volontari che si dedicano a portare avanti le squadre, quindi gli arbitri devono essere sempre, e i giudici devono essere sempre valutati, e nelle premiazioni non possiamo dimenticarci del loro importante ruolo di volontari, ma ruolo anche di servitori di uno sport pulito, di uno sport che ha un grande valore per i nostri giovani. Come mai in Veneto si riesce a far crescere un movimento che in altre regioni d'Italia soffre sia nei numeri che nella qualità? Quando vado alle conferenze nazionali e mi confronto con gli altri fiduciari regionali, la cosa che ci invidiano è proprio questo: avere l'opportunità di crescere in una regione dove veramente lo sport sa di sport. Lo sport è al primo posto in quello che è un po' l'obiettivo di tutti. Noi in Veneto questo lo riscontriamo e lo sentiamo. Gli arbitri in Veneto stanno bene perché riescono a operare con tranquillità, e questa tranquillità li fa crescere. Io mi sento di dire, oltre che grazie ai miei collaboratori, mi sento di dire grazie a tutti quelli che operano in questo settore e che fanno il Veneto non solo a livello arbitrale ma anche a livello pallavolistico la regione più forte d'Italia.